Buongiorno, buona festa della Repubblica a nome dell'Associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli. Oggi, come i 7 anni precedenti, avremmo voluto essere con voi in presenza, questo chiaramente oggi non è possibile e dobbiamo solo vederci e ascoltarci a distanza. Faremo per l'8ª edizione del Festival Costituzione un solo incontro, questo con Paolo Berizzi, che ringrazio e che presenterò tra un attimo. E l'8ª edizione sarà quella del 2021 di fatto sull'articolo 21 della Costituzione. Oggi lo tratteremo in pillole, in estrema sintesi, ripeto, con Paolo Berizzi. Prima di iniziare però vorrei ricordare perché siamo qui oggi. Oggi siamo qui perché 74 anni fa, il 2 giugno del 46, ci furono due cose fondamentali. Il referendum istituzionale con il quale si scelse tra monarchia e repubblica, la forma di Stato. Questo in ottemperanza al patto di Salerno dell'aprile del 44 e 12 milioni e 7 votarono a favore della Repubblica, 10 milioni e 700 mila a favore della monarchia. Passò quindi la nuova forma di Stato, la Repubblica, con il 54%. Questa è la prima cosa per cui oggi noi facciamo festa. La seconda è perché in quello stesso giorno ci fu la prima assemblea, i primi eletti liberi dopo 20 anni di dittatura, e ci furono i 556 padri della Costituzione che lavoreranno per 1 anno e mezzo fino al 27 dicembre del 47 per darci i nostri 139 articoli della nostra Costituzione. Anche 21 donne importantissime. Perché dico questo? Perché oggi, per la prima volta, si cerca di svuotare come una noce la noce stessa, lasciando solo il mallo o il guscio vuoto. Ma l'essenza della Costituzione e della festa della Repubblica è questa. Oggi purtroppo, sottolineo purtroppo, scendono in piazza anche partiti politici e movimenti che non festeggiano queste due ricorrenze, questi due momenti fondamentali del 2 giugno. E questo per noi non è assolutamente accettabile. Svuotare il senso originario e l'unità e l'unitarietà della festa che rappresenta tutta la nazione. Detto questo, vado a presentare il nostro ospite, relatore, Paolo Berizzi, scrittore, giornalista di Repubblica, da 20 anni lavora per Repubblica, da quasi 2 anni vive purtroppo sotto scorta. Perché? Perché lui si è interessato negli anni di diversi argomenti, come il terrorismo islamico, le problematiche del caporalato, del lavoro nero, eccetera, però purtroppo è finito nel mirino perché ha approfondito le 11 parole della 12ª disposizione transitoria finale della Costituzione, che dice che è vietata la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. E questo è, direi, un approfondimento che lui ha portato avanti negli anni. Io ringrazio Paolo Berizzi della sua partecipazione, auguro a tutti buon lavoro e iniziamo con una domanda che vorrei fosse larga, per poi piano piano stringerci. Larga come un grandangolo, ma forse, usando una metafora fotografica, addirittura un fisheye, per poi stringerci e arrivare fino a un teleobiettivo, guardare molto nello stretto. Però ritengo che la partenza debba essere più larga possibile. E allora chiedo a Berizzi, questo articolo 21 della Costituzione ha 6 commi. Il primo parla della libertà di opinione, la libertà di esprimere il pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Poi ce n'è 4 sulla libertà di stampa e poi l'ultimo, il sesto, sul buon costume. Ma io vorrei chiedere a Berizzi come
secondo te, perché ci diamo del tu, c'è stata questo cambiamento, anzi prima del cambiamento direi come dovrebbe essere questo articolo 21, non come è oggi, ma come dovrebbe essere, partendo dal 1797, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che all'articolo 11 prevede questo, all'articolo 28 dello Statuto Albertino, che prevede la libertà di stampa, fino al nostro articolo 21, cioè come dovrebbe essere e perché è così sentita questa libertà da 223 anni. Poi nella seconda parte vedremo com'è di fatto oggi, però io vorrei in qualche modo partire facendo un cappello introduttivo di questi 223 anni attraverso i quali abbiamo sentito questo bisogno impellente di realizzarci come uomini attraverso questo diritto. Grazie. Grazie a te, buongiorno Paolo e buongiorno a chi ci ascolta. Buona festa della Repubblica a tutti. Avremo modo poi, insomma, di riprendere quello che tu dicevi prima a proposito di questa giornata e di quello che oggi accade. Lo hai detto bene tu, non tutti festeggiano in questa giornata che in realtà dovrebbe appartenere ad ogni cittadino italiano e che dovrebbe essere una festa senza colori politici, senza fazioni, senza manifestazioni di piazza e senza altri eventi che non siano il tradizionale programma che vede il Presidente della Repubblica e soltanto lui deporre una corona di fiori all'altare della patria. Ma tant'è, quest'anno, per la prima volta dal 47 ad oggi, sono successe delle cose, in parte le hai anticipate tu e poi mi auguro che avremo modo di ritornarci. Rispondo alla tua domanda facendo una premessa. Io non sono un legislatore, non mi occupo né di Costituzione, né di diritto, né di leggi, faccio il cronista. E il compito del cronista è quello di raccontare la realtà, di fotografarla, di andare a fondo a quello che è lo strato, diciamo, più di superficie delle cose e capire che cosa ci sta dietro, provare ad anticipare, se possibile, questa è un po' la nostra ragione sociale, i fenomeni e spiegarli e capire perché le cose accadono, no? E questa è una premessa doverosa perché quando si parla appunto di leggi, di Costituzione, di principi che la storia ha scritto, e questo è secondo me una base da cui partire fondamentale. E quindi provo a rispondere alla tua domanda partendo da questo punto. Tu mi chiedevi perché è così sentita la libertà di espressione non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi democratici, quindi in tutti i paesi che si riconoscono in una forma che è quella che gli italiani hanno scelto nel referendum del 46, di cui tu prima parlavi. Tutti i paesi che si sono dati una struttura, una forma, un'essenza che è profondamente che affonda le sue radici nei principi della democrazia. Perché è così sentita? È così sentita perché la libertà di espressione è la base di ogni democrazia, è la condizione sine qua non di una democrazia. Non c'è democrazia al mondo che si possa definire tale senza quei principi, quelle regole, quelle norme che stabiliscono la libertà per chiunque di poter esprimere il proprio pensiero e la propria opinione. Questa è una spiegazione forse banale, ma che risponde a quella che è la scelta di uno Stato di autodeterminarsi con la forma appunto della democrazia e della Repubblica. Perché è importante ribadire questo punto? Perché viviamo una stagione nella quale questa natura democratica degli Stati non va data per scontata. Ci sono nazioni in Europa, nel mondo,
potremmo fare 1000 casi, 1000 esempi, dalla Russia alla Turchia, alla Corea del Nord, il Brasile ed altri, dove la democrazia ha preso una piega che fa parlare di questi stati, di queste nazioni, non più e non tanto come democrazie, ma come democrature, cioè delle democrazie che piegano verso l'autoritarismo, verso derive autoritarie. E quindi non sono dittature, ma hanno iniziato ad essere meno democrazie, da qui il termine democratura. In Italia tutto questo per fortuna non c'è, sebbene ci siano state, a volte riemergano, questo è uno di quei periodi delle pulsioni da parte di qualcuno, da parte di certa politica, da parte di alcuni movimenti, è storia di queste ore, delle pulsioni, delle tendenze autoritarie, dove questo accade soprattutto nei momenti in cui le democrazie come dire, il contesto sociale, economico, politico mostrano delle fragilità, dove c'è qualcuno che si propone come Wolf che risolve i problemi immediatamente, che offre soluzioni facili a problemi complessi. E questa è la leva su cui, diciamo, è la miccia d'innesco di tutti i populismi, no? Anche di quelli che poi abbiamo ribattezzato come neosovranismi e poi semmai ci arriveremo. Ma resto alla tua riflessione e alla tua domanda. Noi oggi siamo qui a parlare di articolo 21 e ci chiediamo perché sentiamo il bisogno, 76 anni dopo quel referendum, di ribadire la forza e la sostanziale necessità di questo articolo della nostra Costituzione. Io faccio un mestiere che è molto legato, ovviamente, da operatore dell'informazione, lo dico, all'articolo 21 della Costituzione. E anche qui potremmo fare 1000 considerazioni rispetto al ruolo della stampa, dell'informazione, alle pressioni, ai condizionamenti che i poteri politici, economici, criminali, cercano di imprimere all'informazione, anche in Italia, anche nella democrazia italiana. E però dicevo, da operatore delle informazioni, io credo e penso che ci sia molto bisogno di tenere la barra ferma sul fatto che l'Italia si basa anche su questo articolo 21 e che così come quello di cui tu prima dicevi, diciamo, i miei problemi, la mia situazione personale, la mia vita sotto scorta, tu dicevi, deriva dal fatto che da anni denuncio e faccio inchieste sui gruppi neofascisti e neonazisti, cioè su coloro i quali in qualche modo calpestano innanzitutto la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione e poi 2 leggi del nostro ordinamento, la legge Scelba e la legge Mancino. E siccome sono sempre purtroppo di più i gruppi che in barba a queste leggi e a questa disposizione costituzionale agiscono e hanno spesso anche la possibilità di farlo, di partecipare al dibattito pubblico, di prendersi degli spazi sulla scena mediatica e non solo. Diciamo, il mio lavoro di operatore dell'informazione sta, nel mio caso, occupandomi di estrema destra, tra questi 2 poli. Da una parte l'articolo 21, quindi la libertà di espressione di pensiero per chiunque, in questo caso anche per quelli che calpestano la Costituzione. E quindi, come sempre dico, se persino i fascisti oggi, che sono usciti sconfitti da quella stagione di cui tu parlavi, non ci sarebbe nessun 2 giugno se non ci fosse stato il 25 aprile. Questo vale la pena di ricordarselo.
e vale la pena di ricordarlo anche a quelli che appunto si fanno un baffo di questi della Costituzione e di quei principi di cui si parlava. Allora dicevo, due paletti. Da una parte la Costituzione e le leggi che vietano sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del partito fascista e la propaganda fascista, dall'altra l'articolo 21 e la libertà di pensiero e di espressione per chiunque. Allora, qual è il tema fondamentale? Il tema fondamentale è che è vero che la nostra Costituzione garantisce a chiunque la possibilità di esprimersi, ma è altresì vero che questa possibilità è subordinato ovviamente anche al rispetto degli altri articoli della Costituzione, in questo caso appunto la 12ª disposizione transitoria e finale, e alle leggi del nostro ordinamento. Quando si pone il problema? Dov'è il vulnus? Il vulnus sta nel fatto che purtroppo, soprattutto in questa stagione dove riemergono antichi slogan, vecchie pulsioni, dove i gruppi neofascisti hanno rialzato la testa e quanto sono stati ringalluzziti dal coronavirus, secondo me moltissimo. Apro e chiudo parentesi, si diceva che Covid-19 con tutto quello che ne è conseguito avrebbe stoppato queste derive nazionaliste, sovraniste, autoritarie. Io penso, e purtroppo la cronaca mi sostenga, che sia avvenuto l'esatto contrario. La stagione drammatica da cui non siamo ancora usciti del coronavirus ha ringalluzzito queste formazioni, questi gruppi politici estremisti, in Italia, in Europa, nel mondo. E quindi dicevo, il punto qual è? Il punto è che chi, grazie all'articolo 21, può esprimersi liberamente, deve sempre tenere presente il fatto che questa libertà di espressione, che è sì garantita dalla Costituzione, non può essere una libertà assoluta e tu non puoi, esprimendoti liberamente, automaticamente dribblare altri paletti che sono stati stabiliti dalla nostra Costituzione. Allora questo è un problema di conflitto, un conflitto in essere e spesso diventa, purtroppo si crea un'ambiguità tale per cui gruppi neofascisti o neonazisti dicono beh ma perché noi no? Perché noi non possiamo esprimerci liberamente? Allora qui vanno fatte due distinzioni e vado a chiudere, che sono legate al fatto che ogni espressione, ogni pensiero, ogni simbolo che riconduca direttamente all'esperienza del fascismo che l'Italia ha prodotto, ma che l'Italia ha anche sconfitto. Questo è il paese che è il paese che è stato la culla del fascismo, ma anche il paese che grazie alla resistenza e alla lotta di liberazione ha sconfitto il fascismo e ha liberato l'Italia dall'occupazione nazista. E dovrebbe tenere sempre ben presente che questa libertà di espressione non è a prescindere, come direbbe un comico napoletano. Deve essere subordinata sempre e comunque alla rigida osservazione di quello che le leggi stabiliscono. Questo in molti casi non accade perché, e qui dovremmo dilungarci e non lo farò, le leggi ci sono, andrebbero forse applicate con maggior rigore. La cosiddetta vigilanza democratica, i presidi democratici che sono rappresentati dalle nostre istituzioni, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dall'opinione pubblica, da chi fa informazione, spesso sono distratte, eccessivamente tolleranti rispetto a chi in nome di questo articolo 21 si prende il diritto di calpestare altre norme stabilite dalla Costituzione. Allora chiudo dicendo che se noi ci riconosciamo in questo caposaldo del nostro ordinamento, della nostra Carta Costituzionale che rappresenta le fondamenta della nostra Repubblica e che raccoglie il retaggio di tutto quello che tu hai detto prima, 200 anni di storia con stagioni più complesse, meno complesse, con vittorie e sconfitte della democrazia, dobbiamo essere grati di questo e dobbiamo ritenerci privilegiati del fatto che viviamo oggi in un paese che con tutte le sue contraddizioni, le sue complessità, i suoi problemi, garantisce a chiunque la possibilità di esprimersi. Io lo dico sempre, lo ribadisco oggi 2 giugno, una giornata in cui
c'è chi ha avuto l'idea di violare per la prima volta un principio che sembrava sacro della nostra democrazia, cioè quello di non mettere nessun cappello politico su questa festa, ma tant'è, è successo, succederà oggi pomeriggio, sta succedendo adesso mentre noi parliamo in Piazza del Popolo a Roma. A queste persone voglio dire, ringraziate chi vostro avversario prima che la guerra, prima che la lotta di resistenza finisse, ha garantito anche voi la possibilità di essere cittadini liberi di esprimervi, liberi di poter dire la vostra, persino quando il vostro pensiero calpesta la storia di questo paese, calpesta la memoria di questo paese. Quindi questo ragionamento italiano, questo quadro italiano, che dal mio punto di vista altri paesi ci invidiano, soprattutto in questo periodo, dove si vedono leader populisti marciare con estremisti di destra, senza mascherine, infrangendo il distanziamento sociale, insomma quello che purtroppo sta avvenendo in questi giorni anche in Italia, magari con figure più macchiettistiche, meno autorevoli, ma insomma il concetto è lo stesso. Ecco, io penso che questo articolo 21 sia un'eccellenza italiana, che altri paesi appunto ci invidiano, altri popoli, penso che so la Turchia, che è diventato il più grande carcere per i giornalisti in Europa, penso alla Russia, penso alla Corea del Nord, penso al Brasile di Bolsonaro. Ecco, riteniamoci privilegiati, teniamoci stretto questo articolo 21. Se siamo arrivati fin qui evidentemente è perché il nostro paese è un paese che ha sempre creduto profondamente dal 1945 ad oggi in questa condizione necessaria sulla quale dal mio punto di vista si basa una civiltà, non soltanto una democrazia, una civiltà. La civiltà si basa sulla libertà di espressione, sulla libertà di pensiero e sui diritti che nessuno mai può comprimere. Sono diritti che però vanno regolati, e questo lo dicevamo poco fa, mi ricollego, vanno regolati da un profondo rispetto delle leggi, da un profondo rispetto di quello che nella Costituzione è scritto. Questo vale la pena di ricordarlo anche a chi di questo se ne frega, e uso apposta questo verbo perché è caro ai gruppi di estrema destra, spesso a carattere eversivo, come vediamo in questi giorni. Ricordiamolo e ricordiamocelo. Grazie Berizzi. Riguardo a questo volevo completare un ragionamento che è quello iniziale sul quale non sono stato esaustivo. Quando ho detto, e l'hai ripetuto anche tu, la volontà di mettere il cappello su questo, ecco, stiamo sempre attenti perché noi che facciamo questa conferenza oggi sull'articolo 21 potremmo essere in qualche modo bacchettati, nel senso che ci possono dire: ma voi siete qui che portate avanti l'idea dell'articolo 21 e poi criticate chi scende in piazza. Non è così. Critichiamo il metodo e il tempo. Faccio un esempio. In un anno ci sono 104 sabati e domeniche. Normalmente tutti i partiti e movimenti politici fanno di sabato e domenica. Non mi risulta che nessuno abbia mai fatto una manifestazione di martedì. Oggi noi siamo martedì. Quando mai un partito politico o un movimento avrebbe fatto di martedì una manifestazione? Quindi non è il discorso di censurare, limitare la libertà, ma di dire perché è stato fatto di martedì, perché è proprio il 2 giugno. È questo che non è accettabile, non il fatto che manifestino. Ecco, dividere le due cose e mettere i puntini sulle i è fondamentale, perché sennò si finisce in una melassa, in una marmellata, dove si dice tutto il contrario di tutto. Cioè possono tenersi benissimo questi due aspetti della totale e assoluta libertà, ovviamente prevista da tutti i partiti, penso all'articolo 49 della Costituzione. Il problema è perché oggi, perché di martedì, se non fosse il 2 giugno. Fatta questa ulteriore considerazione che avevo tralasciato all'inizio, tu hai parlato della libertà che noi abbiamo, sicuramente importante, per quanto possono contare anche le statistiche, così chi costruisce le statistiche, ma per esempio Freedom House vedevo che
oltre ai paesi scandinavi che sono al 100 come punteggio massimo sui diritti politici e diritti civili, poi si scende, ma noi siamo comunque posizionati abbastanza bene perché siamo con 89 punti, mentre per esempio gli Stati Uniti sono a 68, l'Ungheria è a 70, la Cina è a 10. Questo per dire che comunque viviamo in uno Stato dove queste garanzie sono ancora così riconosciute, tutelate e si possono di fatto esercitare. Tu hai richiamato anche, importante, la legge Scelba, la legge Mancino, qui mi hai bruciato una domanda, ma insomma la domanda era che non esiste, come dire, libertà senza limiti. Secondo me questo è un aspetto importante, cioè esiste la libertà che non è il fatto che io non mi possa esprimere, ma devo esprimermi riconoscendo agli altri di fare altrettanto. Quindi io li posso esercitare con dei limiti affinché gli altri facciano altrettanto. È un po' il concetto di doveri che in questo momento secondo me sono sicuramente reietti, sono sicuramente messi all'indice. Noi viviamo in un momento storico dove ci sono solo ed esclusivamente diritti, ma non ci sono doveri, che sono semplicemente diritti degli altri. Quindi la negazione del diritto dell'altro parte dal concetto di non limite, cioè io devo vivere senza limiti. Questo secondo me è il messaggio assolutamente negativo che oggi passa trasversalmente. Volevo tornare un po' indietro alla prima domanda, oltre a dire l'importanza fondamentale per ciascuno di noi della libertà da appunto 223 anni, ma perché secondo te, almeno penso, ci possa essere una autoriduzione volontaria o inconscia di questo esercizio della libertà di pensiero e di opinione? Mi spiego, forse 30 anni fa, 20 anni fa, c'era un desiderio della base di esercitare questo diritto molto di più di quello che adesso la base lo sente, lo avverte. Faccio un esempio che secondo me è significativo. È possibile che nel 2002 Cofferati al Circo Massimo raduna 3 milioni di persone, 3 milioni di persone contro l'abrogazione dell'articolo 18, quando lo fa pochi anni dopo Renzi, non scende nessuno in piazza, ma non erano cambiate le leggi, tutti potevano esprimersi prima che l'hanno fatto e dopo che volontariamente non l'hanno fatto. Quindi, come dire, non c'è forse una reazione inferiore, una volontà inferiore oggi sentita da parte di tutti noi. E non lo so, butto lì alcune ipotesi, poi mi direi tu quale o altre che magari io non penso. Cioè, dentro quale dimensione viviamo? L'indifferentismo di Calamandrei? Il fatto di essere comunque tutti sazi e il benessere ci ha in qualche modo tranquillizzati? La rassegnazione nei confronti di problemi sui quali non vediamo la possibilità di incidere? O semplicemente siamo come la rana bollita di Noam Chomsky? Ma guarda, tu l'hai detta molto bene. Io, dal mio punto di vista, credo che tutto questo abbia a che fare con un tema che è importantissimo, che è quello della partecipazione popolare, no? Tu hai fatto l'esempio del Circo Massimo, ma potremmo farne molti, molti altri. Partecipazione popolare, il civismo, il dovere del cittadino di partecipare alla vita pubblica, di dare un proprio contributo, di determinare le proprie scelte con i propri comportamenti, no? Noi siamo quello che scegliamo, noi siamo quello che decidiamo, noi possiamo, non soltanto con il voto, quando le elezioni bussano, ma anche con i nostri comportamenti quotidiani, no? Determiniamo chi siamo con le nostre piccole, medie e grandi azioni. Certamente questo è un paese che negli ultimi anni ha un po' smarrito questa voglia di partecipazione, salvo poi magari riscoprirci desiderosi di scendere in piazza, ma magari con delle modalità un po' particolari, un po' curiose, no? Ed è storia anche qui della cronaca recente.
Io penso, e mi riferisco anche un po' ai temi di cui mi occupo da quasi 20 anni ormai, che sono appunto quelli che ricordavi prima, cioè gli estremismi politici, le derive autoritarie, tutto quello che gravita in quell'orbita, in quella galassia di cui anche in questi giorni mi sto occupando. Ieri abbiamo aperto il giornale con la notizia appunto che la destra oggi sarebbe scesa in piazza provando in qualche modo a dare l'assalto al 2 giugno, per usare una metafora giornalistica, no? Io credo che anche rispetto a questi temi, ma non soltanto a questi, tu prima parlavi di temi che hanno a che fare con il lavoro, con l'economia, con il nostro quotidiano. Diciamo in Italia si è un po' persa questa voglia di partecipazione popolare, ma si è persa anche dal mio punto di vista la capacità di indignarsi, che è un altro ingrediente fondamentale, secondo me, in democrazia. Ebbene, tu prima dicevi, rimarcavi quello che si diceva anche prima, cioè il fatto che la vita di un cittadino non è fatta soltanto di diritti, ma anche molto di doveri, e che le libertà non sono, lo dicevo prima, tu l'hai sottolineato, non sono libertà a prescindere, ma devono rispettare dei limiti, che sono gli stessi che permettono ad altri di poter essere liberi, no? E perché abbiamo perso la capacità di indignarci? Io non ho una risposta a questa domanda, altrimenti forse non saremmo qui nemmeno a parlarne, non si porrebbe il problema. Assuefazione, distrazione, che poi spesso sono l'anticamera della complicità, forse sì. Si dice sempre che l'italiano in qualche modo dice: ma perché gli italiani non si ribellano? Perché gli italiani non scendono in piazza come è successo, che so, in Spagna, in Grecia, in Francia, o negli Stati Uniti d'America, e che fino a ieri, insomma, tutti celebravamo come la più alta, la più forma di democrazia nel mondo. Forse, diciamo, in questi ultimi giorni qualcuno sta un po' rivedendo le proprie posizioni, ma non è importante, su questo semmai ci torniamo dopo. Io credo che l'italiano, e allora si dice: ma perché l'italiano non si indigna? Perché non scende in piazza? E non mi riferisco certo ai gilet arancioni di Pappalardo, un personaggio dalla carriera eversiva certificata e agli atti. Mi riferisco a manifestazioni, diciamo, che non hanno carattere eversivo, dove non ci sono pulsioni o tentativi golpisti, ma forse perché l'italiano, come spesso diciamo, in qualche modo si arrangia. C'è questa definizione che è uno stereotipo, che però purtroppo spesso ha anche delle basi di verità. L'italiano si arrangia, l'italiano in qualche modo, grazie ad una rete, chiamiamola sociale, grazie agli amici degli amici, grazie alla capacità di arrangiarsi, l'italiano in qualche modo arrangia. Allora, se è vero, come è vero, che in questo paese c'è una quantità purtroppo in crescita di poveri e di nuovi poveri, e dove chiaramente questi 3 mesi di coronavirus depositeranno un rilascio nemmeno troppo lento di disagio sociale ed economico, e accentuando le nuove povertà. È anche vero che in qualche modo l'italiano una soluzione trova sempre, o dà l'impressione di trovarla sempre. Questo forse è uno dei fattori che possono spiegare il perché, come tu dicevi, rispetto a qualche anno fa la partecipazione popolare si è affievolita. Ma io penso e credo che ancora più importante dei numeri, delle presenze fisiche, sia proprio la capacità che noi abbiamo perso, l'opinione pubblica, i cittadini, di guardare in faccia un fenomeno e di riuscire ad indignarsi di fronte a questo fenomeno. L'indignazione è la base, è la base. Perché questo è un problema ancora maggiore rispetto al fatto di non riuscire a riempire il Circo Massimo o una piazza? Perché quando tu finisci di indignarti, spiani la strada a chi sfrutta questa disattenzione, questa distrazione,
questa pigrizia, chiamala come preferisci tu, per proporre delle soluzioni che spesso nascondono delle grosse insidie. Noi ieri su Repubblica abbiamo dato notizia di uno studio, un'indagine di Ilvo Diamanti, sociologo, dove si dice che 4 italiani su 10, quindi quasi la metà degli italiani, sono disposti a veder sospesa la democrazia, almeno in parte, per affidarsi ad un uomo forte. Questo in cambio ovviamente di più sicurezza. A me ha colpito molto questo dato, perché significa che quasi un italiano su 2 sarebbe pronto a dare pieni poteri. In Ungheria è accaduto, no? Con la scusa del coronavirus Orban ha avvocato a sé pieni poteri, sospendendo di fatto temporaneamente la democrazia e chissà fino a quando. In Italia, in una stagione recentissima, un ex ministro della Repubblica aveva provato anche lui a chiedere pieni poteri agli italiani. Gli è andata meno bene che al suo amico Orban, ma è successo anche in Italia, siccome nel nostro paese in passato già è accaduto che qualcuno riuscisse a prendere pieni poteri e sappiamo bene com'è finita. Ringraziamo il cielo che questo non si è ripetuto e finora non si ripete. Però dicevo, quando smetti di indignarti, succede che poi appunto qualcuno dica ma sì, ma sai che c'è, ma consegniamoci all'uomo forte. Lasciamo che questa democrazia, che può diventare persino un orpello evitabile, la stessa cosa era stata detta del Parlamento, no? Due anni fa esponenti anche illustri di una forza politica di governo dissero che il Parlamento era qualcosa a cui in qualche modo si poteva rinunciare. Tutto questo rientra nel calderone e in quel mazzo di cui tu parlavi, cioè nel fatto che l'italiano ha un po' smesso di partecipare alla vita pubblica, ha un po' smesso di volersi sentire attore, di determinare il proprio destino. E questo è, secondo me, qualcosa che noi dobbiamo tornare a riprenderci in mano, perché senza partecipazione popolare, senza capacità di indignarsi, senza una vita civica attiva, non puoi contestare nulla, perché allora a quel punto diventa davvero sto sul divano e aspetto che succede. E questo a volte può comportare delle conseguenze anche spiacevoli. Lo abbiamo visto in altri paesi dove in 448 dei leader autoritari hanno preso il potere e hanno compresso delle democrazie, ne parlavamo prima. Ecco, io mi auguro che questo in Italia non succeda mai, ovviamente, perché è una stagione cupa che abbiamo già conosciuto, ma noi cittadini siamo determinanti in questo passaggio. Liliana Segre, mi piace citarla, per le cose che dice, per come le dice, per il fatto che una signora che ha 90 anni è costretta anche lei a vivere sotto scorta dopo aver già perso pezzi enormi di libertà quando era bambina. Liliana Segre dice: l'italiano in qualche modo è sempre stato un po' fascista e anche un po' cialtrone, perché ha sempre avuto una fascinazione per l'uomo forte, per la guida suprema, e quindi in qualche modo questo paese non ha mai smesso sotto di essere fascista. Io mi dicono che ho l'ossessione dei fascisti, sarà pure vero, chissà, ma questo ci riconduce anche a quel benaltrismo, a quel dabbenismo per cui l'italiano alla fine dice ma sì, qualcosa, ma va bene comunque. E no, non va bene comunque, questo è il tema. E questo vale per il lavoro, vale per i diritti calpestati, vale per le diseguaglianze, vale per chi ha meno, e la forbice purtroppo anche nel nostro paese si sta allargando sempre più. Questo vale per le libertà compresse da parte di quelli che alla democrazia sono un po' allergici. Io li chiamo gli untori della democrazia. Noi sconfiggeremo il coronavirus, secondo qualcuno lo abbiamo già sconfitto, ma insomma non mi addentro nel dibattito perché non sono un medico, non sono uno scienziato. Sconfiggeremo il coronavirus, ma se non sconfiggeremo altri virus, per esempio quello dell'odio o quello appunto della superficialità e della mancanza di voglia di partecipazione, io credo che questo paese continuerà ad essere un paese contagiato.
Riguardo a quello che hai detto, chiaramente è oggetto di riflessione pesantissima per ciascuno di noi il fatto che tu abbia detto che Ivo Diamanti ha detto che 4 su 10 in questo momento vogliono l'uomo forte. Perché? Perché c'è un problema di sicurezza. Veramente un conto è la realtà reale, un conto è la realtà percepita. E da questo punto di vista, secondo me, c'è una netta divisione e differenza perché non c'è nessun problema di sicurezza. Faccio un esempio. Noi parliamo, non so, degli omicidi, dei femminicidi, eccetera. L'Istat, e tanto per ritornare un po' indietro nella storia, nei primi anni 90 c'erano quasi 2000 morti ammazzati all'anno. Adesso ce n'è poco più di 300, ce n'è meno di uno al giorno e di questi l'80%, quasi 250, sono ammazzati e ammazzate da persone che conoscono. Questo per dire che l'altro, il diverso, quello che viene da fuori, è un non problema. Il problema è quelli che noi conosciamo, quelli che vivono con noi. Questo per dire della frattura tra la realtà reale e la realtà percepita. Si vende solo realtà percepita, che è menzogna, mistificazione della realtà vera e reale. Ecco, questo è un problema. Tu hai usato poi 3 volte i termini indignazione. Anche qui però, ritornando al libro di Essel, Indignatevi, è mai possibile che un uomo di oltre 90 anni scriva indignatevi e che adesso magari quelli della mia generazione che vanno ad estinzione rapida parlino di questo e i nostri figli, che dovrebbero essere naturalmente coloro che devono indignarsi, non si indignano? Perché l'indignazione è tipica della gioventù, la ribellione, la rivoluzione, ma non può essere rivoluzionario un ottantenne, un novantenne, ma deve esserlo un teenager, deve essere un ventenne, un trentenne, mentre sembra di vivere in un mondo rovesciato da questo punto di vista. Certe idealità e idealismi vengono portati avanti da persone che sono in uscita da questo mondo e coloro che entrano in questo mondo, viceversa, non hanno nessuna sensazione che ci sia qualcosa che non vada, che secondo me parte da un termine, l'ingiustizia, cioè non hanno la percezione di tante ingiustizie che vivono partendo dai giovani e penso per esempio al loro futuro, al loro lavoro che noi come adulti abbiamo loro rubato, a differenza di tutte le generazioni precedenti. Sì, è un tema importante. Nella catena generazionale c'è sicuramente qualche anello che purtroppo dà l'impressione di essere saltato. Io conosco abbastanza bene il mondo dei giovani perché comunque i temi di cui mi occupo, mi sono occupato, hanno a che fare con il mondo giovanile e mi riferisco, che so, al mondo degli stadi, al mondo della devianza, al fenomeno della devianza, della tossicodipendenza, del ribellismo e in qualche modo questo mondo che ho imparato, ho provato a conoscere e a indagare è un mondo che a volte ti sorprende, a volte persino in positivo. Io avevo guardato con stupore e anche con piacere alla stagione che aveva visto nemmeno troppo lontana migliaia di giovani scendere in piazza in Italia e centinaia di migliaia di giovani scendere in piazza nel mondo per l'ambiente, per la tutela dell'ambiente, no? E però se tu pensi a quella stagione sembra già lontana anni luce. È vero, c'è stato di mezzo Covid-19, quindi un evento epocale di rottura, così come lo sono state, che so, gli eventi bellici o l'11 settembre. Ma se tu pensi alla stagione di Greta Thunberg e dei giovani in piazza per l'ambiente, ti sembra che siano passati già degli anni, invece erano soltanto pochi mesi fa. È un problema quando sono gli ottantenni a dire svegliamoci, indigniamoci, e magari invece i giovani si preoccupano perché qualcuno gli vieta di assembrarsi per bere gli spritz all'ora dell'happy hour. È un problema culturale, è un problema che ha a che fare con l'educazione, con la scuola, con la prima agenzia educativa che c'è della società, che è la famiglia,
e non sto dicendo nulla di nuovo, ma sto dicendo quello che forse evidentemente nella nostra società si è un po' scollato. I valori, tu ne parlavi prima, che in questi anni sono stati celebrati anche non soltanto da politici o da personaggi pubblici, sono valori che poco hanno a che fare purtroppo con le ingiustizie, con le diseguaglianze, con i diritti calpestati o comunque con la tutela dei diritti di tutti. E mi rifaccio un po' quello che tu dicevi poco fa. E bisogna ripartire evidentemente dalle nuove generazioni e quindi dalle scuole. Io mi accorgo girando nelle scuole, vado spesso, che a fronte di tanti giovani che hanno una sensibilità sui temi che hanno a che fare, per esempio, appunto con la tutela dei presidi democratici, con il rispetto della Costituzione, con il mantenimento della memoria collettiva. Vedi, noi abbiamo questo altro grande problema in Italia, c'è ed è in atto da anni un processo di rimozione della memoria collettiva. E questo non ha a che fare soltanto col 25 aprile, con la lotta di liberazione, temi a me cari, ma con un sacco di altre cose. E quindi bisogna ripartire dalla scuola, bisogna ripartire dall'informazione, dalla cultura che spesso in assenza di altro diventano delle armi formidabili per combattere le derive populiste, per combattere la faciloneria con cui qualcuno si propone di risolvere problemi complessi, lo dicevamo prima, con soluzioni immediate e spesso improbabili. Io però tengo fermo il punto sul fatto che, giovani o non giovani, se il cittadino perde quella carica civica che lo porta a dire no, io non ci sto, questa cosa non va bene. Io ho una rubrica quotidiana su Repubblica che si chiama Pietre, che racconta ogni giorno un episodio di odio, di discriminazione, di razzismo, di antisemitismo, di bullismo, non soltanto nelle classi, nelle scuole, ma nelle aule, ma anche bullismo politico, di omofobia. E ti assicuro che faccio fatica ogni giorno a scegliere nella tempesta di notizie che mi piovono in testa quale storia raccontare. E questo significa che nel nostro paese, che chiaramente è malato in questa stagione di rabbia, di odio, di livore, quella stagione dei professionisti della paura non è finita. Non è finita. Il coronavirus non ci ha resi migliori, io temo, anzi ha, dal mio punto di vista, incattivito, se possibile, chi già prima faceva del cattivismo e della rabbia la cifra della propria azione, non solo politica, ma anche appunto, fatti un giro sui social, i troll, gli odiatori, gli haters stanno conquistando la scena purtroppo, e spesso questi troll sono giovanissimi. E quindi chiudo riconducendomi alla tua riflessione. Insegniamo ai giovani che l'odio, la paura, le chiusure, le diseguaglianze non sono un valore aggiunto della democrazia, sono una malattia, sono un virus della democrazia e come tali vanno curate e sconfitte. Se non usciamo da questo perimetro non guariremo mai, e io credo che quando poi i virus non li curi, ne abbiamo avuto purtroppo una triste esperienza, possano comportare conseguenze dannose. Un paio di domande ancora, ritorniamo all'articolo 21. L'articolo 21 è il primo comma, poi passeremo sulla stampa in particolare, ma sull'articolo 21 il primo comma dice la libertà di esprimere il pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Allora, secondo te, come è cambiato in questi decenni e
ovviamente si va verso ogni altro mezzo di diffusione, con naturalmente i social. Come è cambiata la comunicazione e quali sono i problemi della comunicazione oggi? Non so, penso per arrivare al fact checking, ovvero sia al controllo e alla verifica dei fatti che fanno, per esempio, e censurano anche Donald Trump in America quando fa affermazioni del tipo: in nessun modo, tutto maiuscolo, zero, il voto per posta potrà non essere fraudolento. Ecco, ed è stato censurato da Twitter. Oppure, non so, le dichiarazioni sull'aspetto della idrossiclorochina per quanto riguarda il fatto di curarsi, quindi il valore terapeutico di questa medicina. Quindi da questo punto di vista ci sono dei problemi e sicuramente ci sono delle anche priorità in qualche modo che ci devono essere, perché da un lato Trump, come chiunque di noi, ha il diritto di esprimersi, ma dall'altro bisogna tener conto che ha 80 milioni di persone che lo ascoltano e quindi il fatto che quello che dica sia attendibile, non necessariamente perfetto, ma attendibile è importante, perché con quelle cose che dice che sono inattendibili spesso chiaramente può orientare in una certa direzione intere masse di persone, no? Milioni e milioni di persone. Quindi anche qui volevo chiederti come è cambiato secondo te la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione fino ad arrivare a questo problema di conciliare il diritto e la libertà di ciascuno di esprimersi per arrivare naturalmente ai nostri governanti e dall'altro il controllo della veridicità delle informazioni e questo fact checking. Ma guarda, la comunicazione è cambiata in modo radicale, io direi epocale. Tutto quello che prima aveva una scansione lenta, e la scansione lenta per fortuna comporta rigore, comporta approfondimento, comporta verifica dei fatti. Il fatto che il tempo lento della comunicazione sia andato in soffitta a favore invece della comunicazione immediata, no? Della comunicazione rapida, istantanea, live, e questo chiaramente è stata una rivoluzione epocale iniziata ovviamente con la rete, con il web, e continuata con la potenza dei social network, no? Oggi, piaccia o non piaccia, gran parte del flusso delle informazioni viaggiano appunto sui binari dei social network. Io sospendo il giudizio, ma proprio perché sono un operatore di informazioni, quindi sono parte in causa. Io non demonizzo i social network, ma allo stesso tempo dico che dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare molto attenti perché la rapidità, i tempi non sempre aiutano e non sempre garantiscono un buon servizio. Allora, si dice, con i social network chiunque può dire ciò che vuole in qualunque momento, e quindi anche gli imbecilli si possono esprimere, anche i disinformati si possono esprimere, anche gli irresponsabili possono propagare delle balle, le chiamiamo fake news, ma insomma, per semplificare. Tutto questo è assolutamente vero e vale per il Presidente degli Stati Uniti d'America, vale per l'uomo della strada, vale per l'odiatore seriale, vale per il bastonatore digitale, vale per chi deve orientare il pensiero magari per fare un favore a qualcuno, ad una casa farmaceutica o ad un partito politico, vale per la macchina della propaganda di alcune fazioni politiche. Abbiamo conosciuto, documentato, raccontato come alcuni partiti abbiano investito risorse ingenti sulla comunicazione dei social network, utilizzando macchine che io non ho nessuna difficoltà a definire infernali, perché quando tu scateni la macchina della propaganda contro un avversario con l'obiettivo unico ed esclusivo di demolirlo, di screditarlo, di delegittimarlo, tutto questo è ascrivibile all'inferno della comunicazione. Allora, la comunicazione è stata stravolta dai nuovi mezzi, dalle nuove tecnologie.
è stata stravolta per certi versi aiutandoci, perché ovviamente basti pensare a come i politici comunicano oggi, no? Tu parlavi di Donald Trump, Trump ha ridotto lui stesso le conferenze stampa, e così come tutti i politici, no? E ormai comunica, lui come altri, attraverso Twitter, attraverso Facebook o Instagram, e ne ho citati soltanto alcuni. Questo ovviamente è una modalità nuova, che ormai però è diventata la regola, che ci interroga perché tu hai fatto degli esempi molto calzanti, perché diffondere una falsa notizia o una mezza verità o una verità aggiustata, oggi non ci vuole tempo per fare sto lavoro, ci impieghi 2 secondi, basta digitare sullo smartphone, magari Trump ha qualcuno che lo fa per lui, ma insomma, e in automatico, in modo istantaneo, hai 80 milioni di persone a cui viene dato in pasto ciò che tu comunichi, e come abbiamo visto, e meno male esiste il fact checking, Trump, Bolsonaro, ma potrei citare anche leader politici di segno opposto, vengono smentiti hic et nunc, come direbbero i nostri nonni, e questo è un bene che l'opinione pubblica abbia la possibilità di verificare all'istante se quello che Trump mi racconta è vero o non è vero, o se quello che noi di cui stiamo parlando oggi sono frottole o sono cose che hanno un senso e che sono verificate. Questo è un bene perché chiunque di noi può fare fact checking. Ci sono dei professionisti ovviamente che fanno questo mestiere, ma ognuno di noi ha la possibilità, leggendo un tweet di Trump o di Conte o di Renzi o di Zingaretti, di verificare subito qual è la fonte, se c'è una fonte, su cosa si basa quell'affermazione. E quindi ognuno di noi è in grado di farsi un'opinione, è in grado di formarsi una propria idea rispetto a quello che arriva. Allora, quali sono le insidie? Le insidie sono che, e qui entra in gioco la serietà, il rigore della buona informazione, di cui oggi dal mio punto di vista c'è un assoluto bisogno. C'è assoluto bisogno perché i cialtroni della notizia hanno vita breve se chi fa informazione ed è un mandato, è una missione che il cittadino ti consegna, no? Questo lo dico anche un po' per farci coraggio in un'epoca di forte crisi dell'editoria, dei giornali e dei mezzi di comunicazione. È una missione che ti consegna, chi fa informazione in qualche modo assolve ad una sorta di servizio pubblico. Allora la buona informazione, in questo momento tu hai la possibilità di fare la differenza. Come? Di fare la differenza perché investire sulla buona informazione, investire sulla comunicazione corretta, non sulle frottole che come le palle di neve mano a mano che scendono a valle si gonfiano e poi fanno danni. L'informazione corretta oggi è un baluardo della democrazia. Noi non siamo soltanto i cani da guardia, non siamo soltanto dei controllori del potere che incalzano i poteri, questo è un po' insomma, la nostra ragione sociale di noi giornalisti. Noi siamo anche un baluardo della democrazia, io credo profondamente in questo. E allora se i politici ci raccontano balle, sto ovviamente generalizzando, c'è chi ha la possibilità non solo di verificare che ciò che ci viene raccontato sia corretto, ma ha la possibilità a sua volta di approfondire e di proporre un racconto, uno studio, un approfondimento, un lavoro di scavo. Ci sono, permettimi di dirlo, questi 3 mesi di coronavirus dove sono girate, a proposito di fake balle sesquipedali, panzane colossali, alcune ripetute in TV da improbabili e sedicenti addetti ai lavori, che poi magari tanto addetti non erano. Ci sono dei cronisti che hanno lavorato in modo straordinario sul campo, e non penso soltanto
ai grandi giornali o ai giornali mainstream, come si definiscono, penso a dei giovani colleghi, a volte collaboratori, a volte freelance, che con scarsi mezzi hanno fatto un'ottima informazione raccontandoci ciò che succedeva negli ospedali, nelle RSA. E lo dico perché io ci sono stato in questi posti, ho lavorato sul campo per 3 mesi nella mia città, Bergamo, che come sappiamo purtroppo è stato uno dei territori più falcidiati da Covid-19, non in Italia ma nel mondo. E ti assicuro che la buona informazione oggi c'è ed è in grado di fare la differenza. Allora chiudo. Chi però ha incarichi di responsabilità, chi governa, chi amministra una città, e anche qui sarebbe gioco facile ricordare quanto anche degli amministratori in questi 3 mesi di Covid abbiano commesso degli errori, non solo di comunicazione, ma anche dal mio punto di vista di strategia, rassicurandoci quando forse invece era il caso di metterci in guardia, o viceversa mettendoci in guardia quando forse si poteva pensare di iniziare a respirare un po'. Chi ha incarichi di responsabilità, chi ha dei ruoli pubblici, perché porta avanti la macchina amministrativa di un territorio, di una regione, di una nazione, è chiamato da noi cittadini ad essere assolutamente rigoroso in ciò che dice. Questo sia che lo faccia con un tweet, sia che lo faccia con una conferenza stampa. Magari una volta le conferenze stampa si facevano in orari, diciamo, più consoni. Una recente stagione politica ha visto leader fare conferenze stampa in orari, diciamo, meno consueti, ma a prescindere da questo, tu hai un incarico pubblico, tu sei chiamato ad essere assolutamente attendibile, e sei chiamato al fatto che ci sono 60 milioni, parliamo dei tagli di persone che in quel momento ti ascoltano, ti sentono e sono in grado di capire se tu gli stai raccontando una balla o meno. Questo è il grande tema, uno dei grandi temi della modernità, delle nuove tecnologie, che se da una parte ci hanno reso la vita più semplice, più facile, più comoda, immaginiamo cosa sarebbe stata la quarantena durante il lockdown del coronavirus senza le nuove tecnologie, senza i social media, senza i social network, senza la possibilità di connettersi e comunicare con persone che non hai potuto vedere per 2 mesi e mezzo, quanti sono stati. Un grande aiuto, ma allo stesso tempo anche un insidia da cui guardarci. E quindi occhi aperti, radar sempre ben indirizzati. Noi siamo artefici del nostro destino, noi determiniamo le nostre scelte, anche scegliendo cosa leggere, da quali fonti abbeverarci, dove andare a scegliere le notizie, chi ascoltare, chi ritwittare. Questo è fondamentale, quindi il cittadino deve diventare un cittadino responsabile anche rispetto ai mezzi di comunicazione. Riguardo alla stampa, volevo chiederti una cosa. 10 anni fa noi abbiamo fatto il primo incontro della nostra associazione con Gerardo Colombo, che tra l'altro ha fatto l'incontro solo con gli studenti perché è venuto la mattina e non si è potuto fermare la sera con la cittadinanza. E al termine dell'incontro io gli chiesi, dottor Colombo, secondo lei i nostri 3 fondamentali poteri, potere legislativo, esecutivo e giudiziario, che sono ovviamente divisi da Montesquieu e appunto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, l'articolo 16, che prevede che ci sia una Costituzione solo se ci sono i diritti e la divisione dei poteri. E gli chiesi, secondo lei oggi lei aggiungerebbe qualche altra divisione dei poteri? E lui esattamente, le parole non le ricordo dopo 10 anni, ma questo è un po' il senso, mi disse che era quello di dividere anche i poteri dei media e di chi aveva i media in mano. Ecco, tu non pensi che ci sia forse anche oggi così un bisogno di in qualche modo nell'ottica della pluralità delle informazioni, della libertà di informazioni, mettere così dei limiti per quanto riguarda il fatto che ci possono essere degli editori non puri che possono coltivare degli interessi, e da questo punto di vista, voglio dire, non fare solo il conto economico, ma
lavorare anche in perdita pur di portare avanti le loro idee, i loro interessi che non sono quelli editoriali ma di altro tipo. Quindi da questo punto di vista tu ritieni che questa ulteriore divisione del potere di chi ha i media intesi in senso lato che può controllare debbano essere in qualche modo normati? Ma guarda, questa è una domanda che ci riporta in qualche modo ad un dibattito anche recente, no? Che c'è stato e che ha riguardato anche il giornale per il quale io lavoro da 20 anni insomma abbiamo letto, ascoltato, scritto tante cose. Io non credo che ci sia necessità, rispetto ovviamente le opinioni di Gherardo Colombo che stimo e seguo da anni, credo di non essere l'unico, ma io non credo che ci sia bisogno oggi in Italia di una divisione di poteri anche per ciò che riguarda i mezzi di informazione, ma non lo dico perché per sottrarmi o per, come dire, per difesa, diciamo, corporativa piuttosto che aziendale, figuriamoci, anzi, io cerco di esercitare sempre la critica anche quando riguarda, anche e soprattutto quando riguarda cose a me vicine. Non credo ci sia bisogno per un motivo molto semplice, che in teoria, ribadisco in teoria, poi a volte purtroppo la pratica dice altro, ma poi io posso tranquillamente raccontarvi in 2 parole la mia esperienza personale. In teoria chi fa buona informazione, un giornale, un editore, sa perfettamente quali sono i limiti che non può superare, sa perfettamente quali sono le regole che stanno alla base della corretta informazione e che stanno alla base del ruolo che l'informazione, i giornali, gli editori devono avere e possono esercitare in democrazia. È vero, a volte assistiamo a delle cose che ci interrogano, giornali che diventano i bracci armati di fazioni politiche, che usano anche dei toni che fanno titoli molto sopra le righe, e quanti esempi abbiamo avuto in questi anni e continuiamo ad averne. Dice, ma questo in fondo è il bello della democrazia. Sì, in parte è vero, ma poi ci sono dei paletti, e torniamo un po' all'inizio della nostra chiacchierata, che non andrebbero mai superati. Ci sono dei limiti il cui rispetto è sacrosanto, proprio perché da lì passa la libertà individuale di tutti noi di poterci esprimere. Io in 2 parole vi dico qual è stata la mia esperienza in 20 anni di Repubblica, inviato da 10. Allora, gli editori puri oggi non esistono più sostanzialmente. Anche quei giornali che si definiscono senza padroni, a volte questo è molto retorico e non sempre corrisponde al vero, danno comunque in modo anche, a volte anche in modo molto esplicito, delle indicazioni e orientano il pensiero verso una parte politica, l'espressione di un partito o insomma direttamente o indirettamente. Gli editori puri non esistono più per un motivo molto semplice, che con la crisi dell'editoria, con lo spacchettamento che purtroppo i giornali e mezzi di comunicazione hanno dovuto affrontare in questi anni, la parcellizzazione anche proprio dal punto di vista delle risorse finanziarie, restano in piedi con fatica, con enormi sforzi, i grandi gruppi editoriali, che certamente soffrono, ma che in qualche modo hanno la possibilità di andare avanti. E i grandi gruppi editoriali fanno capo a degli editori che fanno anche altro, che sono impegnati in più settori, che hanno televisioni, che hanno squadre di calcio, che hanno società che operano in ambiti diversi. Vale per il gruppo Gedi, proprietario di Repubblica, vale per RCS, Urbano Cairo, vale per il gruppo Mondadori.
vale per i proprietari di alcuni giornali della destra, della destra. Insomma, per la serie chi è senza peccato scagli la prima pietra, ammesso che sia un peccato avere un editore che non è soltanto un editore, che non si occupa soltanto di comunicazione, di giornali o di televisioni, ma anche di altro. E sfido chiunque a trovarne uno oggi che non sia impegnato su più tavoli. Torno a Colombo. Io penso che l'azione dei giornali, delle televisioni, sia quelle private sia quelle pubbliche, e qui bisognerebbe aprire un sottopancia enorme, no? Perché da quanti anni parliamo di quanto sarebbe bello vedere la TV pubblica affrancata dal potere politico, e da quanti anni vediamo che questo non accade. Ma se parliamo di gruppi privati, ognuno di noi dovrebbe avere un senso di responsabilità che lo richiama ad osservare in modo rigoroso il perimetro dentro il quale tu ti puoi muovere. Quindi dal mio punto di vista non occorrono nuove leggi, non occorre una separazione dei poteri, una regolamentazione del ruolo dei media, per un motivo semplice, che i media, se sono maturi, intelligenti, sanno regolarsi da soli. Tu dici, ma questo a volte non accade, è vero, ci sono però degli organi di controllo deputati a vigilare su questo. A volte andiamo in edicola, purtroppo sempre meno, ahimè, e vediamo dei titoli di fronte ai quali ci vengono le traveggole. Certamente sì, però non penso con la complessità di questa stagione dal punto di vista sociale, economico, e credo che siamo soltanto all'inizio. Non credo che oltre ai tre poteri di cui si parlava ce ne sia bisogno anche di altri. Penso sì che anche il mondo dell'informazione debba capire che in questa stagione, soprattutto in questa stagione di fragilità, non si scherza, che le parole sono pietre, che un titolo può diventare un proiettile, che anche nel rispetto, soprattutto nel rispetto delle diversità di chi la pensa in modo differente dal tuo, soprattutto in quel rispetto deve passare la dialettica democratica e lo scambio di idee. Purtroppo in questa stagione sta passando un altro messaggio, e cioè quello che chi la pensa diversamente da te non è più un interlocutore con cui ti confronti, ma diventa un avversario da annichilire, da delegittimare, da screditare, da attaccare. Questa è una dimensione che purtroppo conosco bene e che ho provato e provo anche sulla mia pelle ogni giorno, lo dico con molta serenità, ma il confronto è diventato molto spesso contrasto. Anche tra giornalisti e tra giornali si è molto perso il fair play, si è molto perso il rispetto reciproco, si è molto perso la capacità di confrontarti con toni pacati e senza vedere l'altro come un nemico. Ma molto banalmente questa è una caratteristica che si riverbera anche nel dibattito pubblico, nel dibattito politico. In televisione basta guardare una sera a caso un talk televisivo per vedere quanto i toni diciamo spiano spesso e purtroppo sopra le righe. Non c'è bisogno di nuove leggi, c'è bisogno dal mio punto di vista, di una maggiore etica personale, individuale, da parte di chi fa informazione, da parte di chi dirige i giornali, da parte di chi manda in edicola o sul web le testate giornalistiche. Grazie Paolo Berizzi, abbiamo abusato della tua disponibilità lunghissima. Se c'è qualche domanda, è stato un piacere. Chiedo a coloro che sono collegati di farle, che le possiamo passare a Berizzi. Qui chiedo anche l'aiuto al nostro regista Giorgio Simonetti, se io non vedo nulla, mi conferma.
Allora, se non ci sono domande, perché non ne vedo. Ne vedo una Ah, sì? Paolo. Ah, sì, Alfredo, scusa, perdona, hai ragione. Alfredo Prego. Aureglia chiede, nell'ambito dell'articolo 21 della Costituzione, quali strumenti possiede il cittadino comune per manifestare il proprio pensiero oltre i social. Ma insomma ne parlavamo prima, adesso è vero che siamo nell'era dei social, ma è anche vero che non tutto passa da lì. Io non mi voglio arrendere all'idea che o sei sui social o non sei, o non esisti. Io ho resistito per molto tempo ai social network, ci sono sbarcato soltanto 2 anni fa e quindi con molto ritardo rispetto anche a molti colleghi giornalisti e non solo, ma io credo, Alfredo, che gli strumenti che il cittadino possiede siano moltissimi per manifestare il proprio pensiero e spesso addirittura il proprio pensiero lo puoi manifestare in modo efficace anche stando lontano dai social network, no? La piazza virtuale, l'Agorà, la nuova Agorà che è rappresentata appunto da Facebook, da Twitter, da Instagram, non sempre è un luogo deputato ad uno scambio di informazioni, di opinioni, ed è lì che si nascondono le insidie di cui parlavamo prima, no? Gli odiatori, gli haters, chi va sui social non per confrontarsi ma per fare a pugni, in poche parole. Allora il cittadino può manifestare il proprio pensiero riscoprendo, come diceva Paolo prima, la voglia di partecipare, di mettersi in gioco. Che tu lo faccia attraverso un'associazione, un movimento, un partito politico, all'oratorio, facendo del volontariato, spendendoti per gli altri o portando avanti dei valori in cui credi fermamente, non ha importanza quale sia diciamo, il veicolo che tu scegli. È importante avere il coraggio di uscire dal guscio. C'è chi ci vorrebbe passivi di fronte a ciò che accade. E questi sono ovviamente sono persone che si nutrono del fatto che il cittadino non esercita più la propria facoltà di esprimersi, di indignarsi, anche come dicevamo prima, ma in qualche modo va a pecora e si consegna a chi in quel momento, oggi 5 Stelle, domani mi auguro di no, Pappalardo, e l'altro ieri Paolo Mocchi e domani Paolo Berizzi, dice alla gente sui social o fuori dai social, venite da me, ci penso io. E non funziona così in democrazia. In democrazia funziona in un'altra maniera. In democrazia funziona che il cittadino agisce, si determina, sposta non soltanto col voto, ma con la propria partecipazione popolare una scelta o un'altra. E quindi, Alfredo, se non ti piacciono i social, puoi benissimo manifestare il tuo pensiero andando in piazza, magari io guarda, ho profondo rispetto anche per chi ovviamente la pensa in modo diverso da te, da me, da Paolo. Dopodiché il punto sono le modalità. Se tu vai in piazza con un gilet arancione, di per sé non c'è nulla di male. Il problema è quando tu vai in piazza dicendo che vuoi sostituire il governo con un'assemblea di pochi, dove ci sia un unico capo che sia capo di Stato e Presidente del Consiglio insieme. Queste sono pulsioni eversive che il nostro paese ha già conosciuto purtroppo e che è bene che restino in soffitta per sempre. Se ci sono altre domande riguardo a quello che ha detto Berizzi, Allora, Giorgio Simonetti vedo. sì, prego. No, dimmi tu Paolo, che faccio? No, Tu non vedi le no, domande? no, volevo soltanto dire riguardo a quello che Vai, hai vai. detto, il modo è importante, cioè la forma conta come la sostanza, cioè non Certo. possiamo togliere la forma alla sostanza e la sostanza alla forma. Perché? Perché, come tu dicevi, Pappalardo che va con i gilet arancioni a Milano, non c'è nessun problema, sta esercitando quello che esercitiamo noi qui oggi, l'articolo 21.
Ma al di là del fatto che abbiamo detto, noi non condividiamo il fatto che lui sia proprio di martedì dell'anno, che guarda caso il 2 giugno, però quello che non è accettabile dal mio punto di vista, e penso anche al tuo, è i termini che usi. Quando tu dicevi, perché scrivi pietre, quando si dice il 2 giugno, e cito testualmente, noi occupiamo Roma, il 2 giugno ci prendiamo Roma, è sicuramente al limite come affermazione, perché voglio dire, da qui a far passare altri messaggi più o meno subliminali non ce ne vuole molto. Sì, assolutamente Quindi anche la d'accordo, ma forma è importante. è sostanziale, ma ti dirò di più, che non siamo nemmeno al subliminale, siamo al messaggio molto diretto. Tra i gruppi che hanno organizzato le proteste di sabato scorso, quella di Milano è stata particolarmente partecipata, forse è stata una sorpresa persino per gli stessi gilet arancioni, no? Cioè c'erano più di 1000 persone a Milano in Piazza Duomo intorno a questo personaggio che sembra macchiettistico e probabilmente lo è anche, ma diciamo la sorpresa vera è stata appunto Piazza del Duomo a Milano, e oggi pomeriggio i gilet arancioni replicheranno in Piazza del Popolo a Roma. Dicevo, non è tanto subliminale, è molto diretta la cosa, perché tra i gruppi che hanno organizzato le proteste dei giorni scorsi a Roma ce n'è uno che si chiama Marcia su Roma, e i militanti indossano delle magliette nere con una corona d'alloro e la scritta appunto Marcia su Roma, che non è esattamente uno spot di memoria gandiana. Marcia su Roma sappiamo perfettamente che cosa è stato di fatto l'inizio del fascismo in Italia. Quindi mi sembra che siamo oltre il subliminale, mi sembra che siamo molto nel reale, e questo è un problema, e quindi aggiungo una brevissima riflessione per chiudere sul 2 giugno. Io trovo che sia di una qualche gravità, e non a caso abbiamo deciso appunto ieri di aprirci il giornale, il fatto che oggi, e non era mai accaduto, quindi il problema non sono soltanto i gilet arancioni di Pappalardo o i neofascisti di Casa Pound o di Forza Nuova che vanno in piazza, o gli ultra del calcio che sabato faranno una grossa manifestazione a Roma, ed è la prima volta che gli ultra del calcio fanno una manifestazione politica contro il governo, non era mai accaduto nemmeno questo, quindi stiamo vivendo degli eventi straordinari, fuori dall'ordinario, che non avevamo conosciuto prima, e questo evidentemente è un segno dei tempi. Dicevo, non ci sono soltanto i gilet arancioni, i neofascisti, eccetera. Oggi in 70 piazze italiane la destra, e quindi Lega, Fratelli d'Italia e anche Forza Italia, a cui poi è stato esteso l'invito, fanno delle manifestazioni politiche, e questo lo fanno in una giornata che non ha mai visto manifestazioni politiche, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata. Già questo di per sé è un fatto di una qualche gravità, è un fatto di portata politica storica, ed evidentemente è una, anche questa una deriva che poi ne dica Giorgia Meloni, che oggi intervistata appunto su Repubblica dice: noi siamo molto diversi, non abbiamo nulla a che fare con i gilet arancioni, ma il disagio è comprensibile. Allora prendi le distanze in qualche modo, ma allo stesso tempo li tieni in gioco, perché dici la rabbia e il disagio sono comprensibili. Matteo Salvini, mentre una dice seguite la manifestazione nostra, questo grande enorme striscione tricolore in Piazza del Popolo, e i flash mob distanziati che ci saranno in 70 città italiane, il messaggio da Meloni è stato: seguiteli da remoto. Matteo Salvini è da giorni che fa post per dire alla gente venite in piazza. Tutto questo quando ancora ci sono delle norme che vietano di assembrarsi. Tutto questo quando ancora non ci si può muovere liberamente da regione a regione, soltanto da domani avremo la possibilità di farlo. Allora hai ragione tu, la forma è sostanza, la comunicazione diventa contenuto. Nel momento in cui dice alla gente scendete in piazza, ma di fatto in piazza oggi non si può scendere se non stando a distanza, abbiamo visto il concetto di distanziamento dei gilet arancioni, lo abbiamo visto. Nessuna mascherina, accalcati, e ecco, questo diventa un messaggio pericoloso. Quindi oltre alla scelta politica di manifestare oggi, di dare una coloritura al 2 giugno, c'è anche il fatto che tu
convinci la gente a dire guardate che tutto sommato tutta questa rottura di scatole dell'assembramento dei divieti è una roba che si può aggirare. Il risultato è quello che poi vediamo persone in piazza che stanno le une attaccate alle altre e che proprio per protestare contro il governo, la dittatura sanitaria, per dirla con l'ex generale Pappalardo, usano queste forme di protesta che dal mio punto di vista hanno ben poco a che fare con un disagio, con una forma di protesta civile, urbana e democratica. Grazie, veramente abbiamo abusato della tua disponibilità. Io ringrazio Paolo Berizzi, grande professionista, grande uomo con la schiena dritta, ma questo secondo me è molto, moltissimo, ma forse non è tutto, perché secondo me la cosa che sto per dire completa sempre la persona. A cosa serve la professionalità o anche l'integrità morale, etica, se non c'è la disponibilità? Cioè, da questo punto di vista, una persona a 360 gradi da ammirare, secondo me, è una persona che sicuramente deve avere un'alta professionalità nei campi specifici, deve avere un'alta etica del lavoro e nel lavoro che fa, ma siccome siamo tutti persone che viviamo assieme agli altri, se lo viviamo solo per noi stessi e non per gli altri, sicuramente siamo grandi persone, ma a metà. E quindi la disponibilità completa appunto la grandezza delle persone. Io ringrazio naturalmente infinitamente Paolo Berizzi, lo invito Grazie a in te. presenza il prossimo anno al Festival Costituzione che toccherà in maniera compiuta l'articolo 21. Ci saranno persone con orientamenti diversi, di destra, di centro, di sinistra, come è giusto che sia, perché mi sembra giusto chiudere con, richiamando Beatrice Hall, la biografa di Voltaire, che disse: non condivido nulla di quello che tu dici, ma darei la mia vita perché tu possa continuare a dirlo. Questo è il senso più profondo, penso, dell'articolo 21 che i nostri padri costituenti hanno voluto trasmetterci. Con questo ringrazio il relatore, ringrazio il regista Simonetti, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato e visto e rimando naturalmente alle nostre prossime iniziative di Una vita spesa per la legalità, la 10ª edizione che faremo nel prossimo autunno-inverno. Grazie a tutti e buona festa della Repubblica. Arrivederci.